Doroteo era un dotto presbitero di Antiochia, noto per la sua grande sapienza e la sua profonda fede. Era un uomo di grande eloquenza e capacità di scrittura, ma la sua vita cambiò radicalmente durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano. Doroteo subì numerose torture per la sua fede. Fu esiliato lontano dalla sua terra amata. Il tempo passava e, con la caduta di Diocleziano, Doroteo poté finalmente tornare in patria. A quel tempo, la sua reputazione di uomo santo e saggio era cresciuta e fu scelto per diventare vescovo di Tiro. La sua partecipazione al concilio di Nicea nel 325 fu un momento cruciale per la Chiesa, segnando la sua dedizione e il suo coraggio. Ma la pace durò poco. Sotto il regno di Giuliana, che cercava di restaurare il paganesimo, Doroteo fu nuovamente esiliato. Questa volta fu mandato a Odissopoli, oggi conosciuta come Varna, sul Mar Nero. Nonostante l'età avanzata, Doroteo affrontò l'esilio con una forza d'animo straordinaria, continuando a predicare la fede cristiana e a sostenere i suoi compagni esiliati. La vita di Doroteo si concluse in questo luogo di esilio. Morì martire verso l'anno 362, all'età incredibile di 107 anni. La sua storia, raccontata da Teofane Confessore nella sua cronaca, agli inizi del IX secolo, è un testamento di fede incrollabile e di speranza eterna. Doroteo rimane un esempio di resistenza e dedizione per tutti coloro che credono. La sua vita, segnata da persecuzioni, non fu mai priva di speranza. Ogni difficoltà incontrata, ogni dolore rafforzarono il suo spirito e la sua fede, facendo di lui un faro luminoso di speranza e di coraggio per le generazioni future. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.